La possibile reintroduzione dell'IRPEF in Veneto, proposta dalla Regione, fa discutere gli amministratori. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, città in cui l'addizionale IRPEF c'è già, intervenendo alla trasmissione di Tutto Mattino di Telenord Est, ha parlato ieri della possibilità di ritoccare la tassa. Io penso che faremo qualcosa anche a Padova, non nego, so che è antipopolare, però colpire no, colpire è sbagliato. Toccare i redditi più alti con l'IRPEF non lo trovo in questo momento abbastanza corretto per aiutare i più deboli. Parole queste che hanno fatto insorgere l'opposizione in Consiglio Comunale, in particolare il gruppo di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, sia in Regione che al Comune di Padova, noi siamo contrari a qualsiasi forma di aumento della tassazione, proprio perché in un momento storico come questo crediamo che aumentare le tasse, quindi prelevare ancora soldi dalle tasche dei cittadini, sia sbagliato dal punto di vista economico e anche dal punto di vista del messaggio che si dà ai cittadini. Ecco la loro proposta. Noi chiederemo al sindaco e alla giunta di venire innanzitutto in commissione, in consiglio comunale e presentare un piano dettagliato che ci dica come l'amministrazione comunale, quindi come il pubblico, riesce a tagliare tutte quelle spese che evidentemente non sono necessarie, quei servizi che non sono fondamentali. Banalizzo dicendo: siamo sicuri che tutti spengano la luce, che tutti chiudano il riscaldamento quando escono da Palazzo Moroni, per fare un esempio? Ecco, quando noi avremo contezza di tutto ciò che il pubblico può fare per non prelevare dalle tasche dei cittadini, potremmo forse ragionare su queste iniziative.